Sentenza favorevole al deposito GPL di Chioggia da parte del Consiglio di Stato, ma i comitati non si arrendono e sono pronti a continuare a dare battaglia. La tassa di sbarco a Venezia affossa il turismo metropolitano della provincia. Confagricoltura dichiara guerra alla neonata tassa di sbarco. Si sono appartati durante la ricreazione, si sono accesi uno spinello, non si sono accorti però che era in corso un controllo antidroga nella scuola, 2 studenti pizzicati dai carabinieri. Una sagoma di Matteo Salvini con in braccio un bimbo di colore che indossa un salvagente, l'opera provocazione di un artista cubano esposta a Venezia, critiche e apprezzamenti sul web. La tecnologia per combattere la crisi del commercio cittadino. A Mestre 11 negozianti del centro si sono uniti per realizzare un progetto da 100.000 euro. Il sindaco aveva postato su Facebook le immagini di un pranzo a base di nutri e municipio e cartelli di Scorzè tappezzati di manifesti degli animalisti. Verso l'addio di Fedez, all'atteso volo dell'Aquila di domenica, troppe le polemiche di questi giorni sulla sua presenza a Venezia. A lanciarsi, come confermato fin dall'inizio, sarà la campionessa Arianna Fontana. Buonasera, ben ritrovati dall'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano la sentenza favorevole al deposito GPL di Chioggia da parte del Consiglio di Stato, ma i comitati non si arrendono e sono pronti a continuare a dare battaglia. Sentiamo. Il Consiglio di Stato si affianca al TAR e promuove il deposito di GPL in Val d'Ario a Chioggia. I ricorsi presentati dal Comune e dal Comitato No GPL sono nuovamente rigettati sia dal lato del titolo paesaggistico che dell'abuso edilizio. Una sentenza che è stata accolta con umori diversi dalle due parti in causa. Da un lato la soddisfazione dei vertici di Costa Bioenergie che, vista riconosciuta la propria linea, ribadiscono in una nota la convinzione di un'attività che può costituire un elemento positivo per l'economia locale. Costa Bioenergie si augura inoltre che il pronunciamento del Consiglio di Stato contribuisca a creare un clima di confronto sereno, ma non esclude richieste di risarcimento, ritenendo di aver subito danni rilevanti sia economici che di immagine. Il Comitato No GPL però non si arrende e prepara le contromosse. Non è l'unica strada su cui ci stiamo muovendo. È chiaro che le motivazioni che sono state inserite nella sentenza ci lasciano un po' perplessi, insomma non possono venirci a dire a noi cittadini, insomma, che ci siamo mossi tardi. Prima nessuno ci aveva avvisati di cosa stava succedendo. Chi deve intervenire adesso, secondo il Comitato, è la politica. Sia i 3 ministeri coinvolti, il MISE, il MIT e il MIBACT, hanno presentato delle memorie aggiuntive al Consiglio di Stato nelle quali dichiarano delle cose importanti. Alla Regione andremo a chiedere che anch'essa sia conseguente con i rilievi che in questi anni ha potuto verificare sulla non completa regolarità di come si è svolto l'iter. Intanto già domenica è stata indetta un'assemblea pubblica che si svolgerà alle 10 di mattina davanti al Comune. Una richiesta d'incontro è stata avanzata anche alla città metropolitana di Venezia. La tassa di sbarco a Venezia affossa il turismo metropolitano della provincia. Confagricoltura dichiara guerra alla neonata tassa di sbarco introdotta mercoledì scorso dal Consiglio Comunale. Il contributo d'accesso a Venezia non è ancora attivo, ma le polemiche che accompagnano il conto alla rovescia per la sua entrata in vigore il 1° maggio continuano. Se già il biglietto d'ingresso a Venezia divide le opinioni in città, attorno ai confini comunali si va allargando una coalizione di scontenti pronti a dare battaglia. Dopo il fronte aperto dagli albergatori iesolani, peraltro condiviso anche dal sindaco Valerio Zoggia, il blocco si arricchisce anche di Confagricoltura Venezia, che denuncia apertamente il danno pronto ad abbattersi sugli agriturismi della provincia. I nostri ospiti chiaramente puntano molto su Padova e Venezia e se penso a una famiglia di 4 persone che debba andare durante la sua settimana di vacanza 3 o 4 volte a Venezia comincia a diventare 100 euro e 100 euro sono un prezzo che non tutte le famiglie potranno pagare. A quel punto rinunciano oppure vanno direttamente a Venezia l'albergo? Certamente sì, vanno nel comune di Venezia, non hanno questa tassa da pagare e quindi è un grosso svantaggio per noi, è una concorrenza che riteniamo sleale, riteniamo che la città metropolitana debba essere tale, città metropolitana.
Dunque il pericolo è quello di una concorrenza sleale tra strutture ricettive, perché il discorso si allarga anche ad alberghi, affittacamere e bed and breakfast, le strutture ricettive situate all'interno del comune di Venezia e quelle che si trovano invece nel territorio provinciale. La città che ha messo una tassa, che ha reso, scusatemi la polemica, Venezia ancora più Disneyland di quello che è già. Io sono residente a Venezia anche, sono residente in centro storico, uno dei pochi rimasti, e solo pensiero che se faccio una cena con amici che non sono veneti, che devono pagare, mi seccherà moltissimo. La richiesta è inviata a Luigi Brugnaro nella duplice veste di guida della città e della città metropolitana e di aprire una profonda rivalutazione delle scelte fatte e di rimodulare la tassa in modo equo. Si sono appartati durante la ricreazione e si sono accesi uno spinello. Non si erano accorti però che era in corso un controllo antidroga nella scuola. 2 studenti dell'Istituto Comprensivo Gritti Foscari Barbarigo sono stati sorpresi a fumare marijuana nei giorni scorsi durante uno dei tanti servizi antidroga dei militari della compagnia di Mestre. I ragazzini stavano consumando uno spinello ciascuno in una zona appartata del cortile. Sono stati entrambi segnalati alla prefettura. I controlli eseguiti insieme ai cinofili del nucleo di Torreglia hanno riguardato anche l'istituto Zuccante di via Baglioni, dove uno studente è stato pizzicato con 1 grammo di hashish nascosto nello zaino. Al Parini invece i carabinieri hanno sequestrato 3 grammi di hashish nascosti neanche con grande cura sopra la cassetta di scarico del VC. I controlli, sempre concordati con i dirigenti scolastici, proseguiranno anche nelle prossime settimane. Una sagoma che ritrae Matteo Salvini con in braccio un bambino di colore che veste un giubbotto di salvataggio. È l'opera Provocazione di un artista cubano, Eric Ravelo, apparsa a Venezia nella vetrina di Venice Factory, galleria dell'artista Federica Palmarin. La raffigurazione fa parte di un'esposizione dal titolo Revelation, che contiene altre provocazioni di artisti contemporanei ed ha attirato molti curiosi, tra cui pare anche una pattuglia della polizia per un breve controllo. Ravelo è stato direttore creativo di Fabbrica, l'agenzia di comunicazione della Benetton, specializzato in immagini shock utilizzate nelle campagne dell'azienda tessile trevigiana. La sagoma in vetrina ha generato critiche ed apprezzamenti anche su Facebook, dove l'artista cubano ha esplicitamente elogiato il coraggio di Palmarin. L'inchiesta Mose, ora chiusa ieri una pagina importante con il patteggiamento degli imputati che nel 2013 diedero il via al terremoto giudiziario, e scattano anche le confische dei beni. I grandi accusatori chiudono il conto con la giustizia. Per i magistrati prima e i media poi, il nome fin dall'inizio è stato questo, i grandi accusatori. Travolti in prima battuta, poi trasformatisi nella voce che ha scoperchiato il malaffare del Mose, dando il via libera alle scosse del terremoto giudiziario più imponente della storia del Veneto. Da ieri pomeriggio, con i patteggiamenti, un altro capitolo si chiude per loro, i grandi accusatori, e si è chiuso proprio nel giorno in cui correvano i 6 anni esatti per le manette scattate a Pier Giorgio Baita, Claudia Minutillo e Nicolò Buson. Con loro Mirko Voltazza e Pio Savioli. Il gruppo ha dato il via libera alla pena patteggiata di 2 anni per Baita, Minutillo e Voltazza, 1 anno e 8 mesi per Savioli e Buson. Per tutti l'accusa di corruzione e frode fiscale, Voltazza solo per reati fiscali. Un primo tentativo di patteggiamento era fallito quando Baita e Buson non avevano dimostrato la possibilità di saldare le richieste economiche. Tutti gli imputati hanno beneficiato dello stesso trattamento, la sospensione condizionale della pena, la riduzione di 1/3 del massimale della pena dovuta alla scelta del rito e dei 2/3 per l'attenuante speciale concessa dalla legge Severino a chi aiutava la procura a scoprire reati di corruzione. Questione diversa invece per quanto riguarda le confische. La cifra totale è di 23.254.000 euro, divisi dallo stesso giudice nel dispositivo in base ai reati commessi. La cifra più alta per Baita e Buson, 10.886.000 euro. Tra 60 giorni le motivazioni della sentenza, poi spazio ai ricorsi molto probabili, proprio sul fronte delle confische. Ieri ad Eraclea la manifestazione dei sindacati contro le mafie, quasi in contemporanea alla riunione organizzata dal vice sindaco teso indagato che chiama alle armi i fedelissimi.
Non si può abbandonare il paese a 14 mesi di commissariamento. Il vice sindaco di Eraclea, Graziano Teso, indagato per i presunti rapporti con i casalesi, non molla e sceglie per raccontare la sua verità Camanetti, a 2 passi dalla piazza del municipio, dove poco prima i sindacati avevano manifestato per la legalità. Oltre 250 persone in piazza, sindacalisti, associazioni, qualche politico del centro-sinistra e cittadini, pochi per la verità quelli di Eraclea, la maggior parte arrivavano dai paesi limitrofi, circa 150 dentro la sala della chiamata alle armi da parte di Teso, fedelissimi ma anche cittadini, curiosi di capire cosa accadrà al comune dopo l'inchiesta sulle infiltrazioni della camorra in Veneto, che ha causato un terremoto in paese, con l'arresto del sindaco Mestre e l'iscrizione nel registro degli indagati del suo vice. Troviamo un'intesa, formiamo un'amministrazione con tutti dentro, governiamo fino alla scadenza elettorale in modo di dare le risposte al Paese e dopo deciderà l'elettorato. Ci si chiede cosa succederà ora a Eraclea, se il comune verrà commissariato o se si troverà un'intesa per governare il paese fino alle elezioni. La piazza, intanto, allo slogan "Fermiamoli", chiede pulizia e dice no alle mafie. La prima cosa da fare, direi una cosa pesantissima, bisogna mandarli via da qua. Non è una cosa che si annova di adesso, certo che mi fa paura una società del genere. Buttar via tutto quello che può essere omertà e denunciare. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri TG. La tecnologia per combattere la crisi del commercio cittadino. A Mestre 11 negozianti del centro si sono uniti per realizzare un progetto da 100.000 euro per prevedere e governare i flussi dei clienti. Una rete Wi-Fi in grado di raccogliere i dati dei transiti pedonali, un servizio di digitalizzazione che incrementa relazioni tra esercente e clientela e altri ritrovati tecnologici per rilanciare il commercio a Mestre. Miglio Digitale, il progetto che ha unito 11 negozianti del centro che sotto la bandiera della Confesercenti hanno vinto un bando da 100.000 euro della Camera di Commercio per fare distretto e rilanciarsi attraverso la tecnologia. La sfida che noi abbiamo lanciato con questo progetto è proprio quella di dimostrare che anche le piccole imprese si possono avvicinare al tema dell'innovazione e del digitale per migliorare la propria capacità di stare nel mercato. È stata un'operazione difficile ma possibile. Dopo la crisi economica mondiale, dopo la concorrenza dei grandi centri commerciali e delle vendite via internet, il caro affitto e i problemi di parcheggio, le tasse e la burocrazia, ora un ulteriore ostacolo da affrontare è il freno agli acquisti dato dall'incertezza a livello politico. È normale in questi momenti qui la tesaurizzazione, cioè mettere da parte dei soldi perché non si sa che cosa accada. Siamo di fronte a delle scadenze elettorali piuttosto importanti che potrebbero anche avere dei punti di svolta. Certamente siamo di fronte ad una situazione politica complessa più che incerta, direi, e nella complessità si generano anche questi fattori. La sfida dei commercianti è solo all'inizio e conta sulla potenzialmente enorme opportunità offerta a Mestre dai nuovi alberghi in via Camarcello, ma non solo. Dobbiamo lavorare anche per rivolgerci e per essere attrattivi per i residenti e per tutti i cittadini della città metropolitana. Però Mestre non è attrattiva. Ancora oggi non lo è, nonostante abbia tutti i requisiti per esserlo, nel senso che in questi anni, basta pensare al Museo del Novecento, solo il Museo del Novecento dovrebbe essere in grado da solo a far diventare attrattiva questa città. Si è visto qualche cambiamento? Si stanno registrando dei piccoli segnali, però come uso dire spesso bisogna avere anche un po' di pazienza perché le cose non cambiano dall'oggi al domani. A Scorzè ora il sindaco aveva postato su Facebook le immagini di un pranzo a base di nutria. Ebbene, ora municipio e cartelli della cittadina sono stati tappezzati da manifesti degli animalisti. Abbiamo dunque in collegamento telefonico in diretta il primo cittadino di Scorzè, Giovanni Battista Mestriner. Sindaco, buonasera. Buonasera. Allora, che è Buonasera. successo? Ma niente, dei burloni perditempo hanno messo questi simpatici cartelli in onore delle nutrie e
a loro le nutrie piacciono molto, però non cotte, e quindi hanno messo questi cartelli di protesta per difendere questo animale. Ecco, e ora prenderete dei provvedimenti, avete già individuato i responsabili? Ma no, sono 4 burloni perditempo, non dobbiamo mica perdere tempo noi sulle fantasie di sta gente, quindi insomma bisogna prenderla anche con un po' di spirito, se no non è sicuramente una cosa seria, perché voglio dire, il problema è che loro da piccoli devono aver avuto qualche trauma infantile non ben analizzato, e credo che non sia il caso di perdere tanto tempo, perché mettersi a difendere le nutrie credo sì, insomma, che ce ne voglia, ecco. Ma la cena base di nutrie c'è stata veramente, Sindaco? Sì, buonissima, glielo consiglierei, e se vuole potremmo fare anche un esperimento con i telespettatori. La carne è buonissima, l'animale non è bello, anzi fa un po' schifo, però la carne è una delle carni migliori che abbia mangiato, anche se sì, voglio dire, bisogna superare un po' una certa ritrosia all'inizio. Sindaco, grazie per essere stato con noi questa sera. Noi la ringraziamo, quindi continuiamo il telegiornale parlando del tempo, perché i giorni scorsi, quelli del mese di febbraio, sono stati quelli tra i più caldi addirittura degli ultimi 100 anni. C'è chi dice che queste elevate temperature anomale per il periodo sono destinate ad accompagnarci anche per i prossimi giorni. Sentiamo quindi le previsioni del generale Giancarlo Iannicelli. Abbiamo assistito nei giorni scorsi a un record storico, potremmo dire, a memoria d'uomo, temperature che in pianura hanno raggiunto 23-24 gradi, temperature, ricordo, in Capannina, quindi all'ombra, perché al sole hanno raggiunto temperature anche di 4-5 gradi, oltre i 30 gradi, quindi temperature quasi estive. Non si era mai verificato, probabilmente, a memoria d'uomo. E ora la situazione va normalizzandosi, l'anticiclone che ha prodotto questa situazione si attenua, ha lasciato passare già un sistema perturbato che ha dato pochi effetti, comunque se ne risentiranno ancora marginalmente gli effetti. Prevediamo infatti per sabato e per domenica inizialmente una velatura del cielo, in parte coperto sarà il cielo, ma poi ci saranno dei rasserenamenti da mettere in bilancio nelle zone interne di pianura, anche sulla costa localmente dei banchi di nebbia durante la notte e nelle primissime del mattino, nebbia che poi si attenuerà, quindi nessun altro fenomeno. I venti saranno deboli, direzione variabile, le temperature, valori minimi intorno ai 5-6 gradi, valori massimi 14, 15, 16 gradi, che sono più normali ma sono sempre al di sopra della media. Per finire l'alta di aria, che inizialmente poco mosso, ma c'è una tendenza con il passare delle ore e dei giorni, quindi da domenica, a presentarsi mosso. È tutto. La pagina ora dedicata al carnevale. Il rapper Fedez non sarà a Venezia e non si lancerà dal campanile di San Marco. Quello che doveva essere il regalo di Renzo Rosso, patron della Diesel, alla città, ha scatenato troppe polemiche. Resta invece confermatissima la presenza della campionessa Arianna Fontana per promuovere la candidatura di Cortina Milano alle Olimpiadi invernali del 2026, ma le troppe polemiche hanno sconsigliato il rapper di partecipare al volo dell'Aquila domenica mattina. In questi ultimi giorni troppe critiche. È stato quindi dichiarato il forfait. A promuovere il rapper era stato proprio Mr. Diesel, che lo scorso anno era planato dal campanile di San Marco mettendo in scena sul palco un messaggio di pace tra Donald Trump e Kim Jong-un. E trionfo al Lido per il ritorno dei carri allegorici che dopo un decennio sono sbarcati di nuovo nell'isola per festeggiare il carnevale. Così l'isola ha vissuto quindi il momento clou oggi del suo carnevale decentrato. 300 figuranti in maschera posizionati su 6 carri larghi 6 metri hanno fatto nel pomeriggio il loro maestoso ingresso in Gran Viale, partendo da piazzale Bucintoro sulle note della banda musicale di Pellestrina. Così hanno percorso tutta la strada principale dell'isola fino a piazzale Santa Maria Elisabetta e ritorno fino davanti al palco in via Lepanto, dove si sono svolte le premiazioni.
Ogni carro ha proposto un tema diverso con figuranti vestiti a tema, dall'Associazione Amici di Via Colombo di Jesolo con Ecco il suono dalla rinascita, dall'Associazione Luna d'Agosto con il carro Gli Amici dell'Antico Egitto, al gruppo Simpatia Musestre dedicato a Lupin III, dalla tribù dell'Allegria di Quinto di Treviso, Frecce Colorate, dal gruppo Carnevale di Silea il carro Salviamo il Mare, dall'Associazione Carro Quarto d'Altino le dame del Casanova. E a godersi lo spettacolo tra la gente oggi al Lido di Venezia anche il sindaco Luigi Brugnaro. Ed era questa l'ultima notizia per ora dal telegiornale di Venezia. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo subito dopo i TG l'appuntamento anche questa sera con 20:10, si parlerà di basket con Roberto Rizzo, presidente del consorzio Universo Treviso, e Giovanni Favaro, direttore generale del Treviso Basket. È tutto, il meteo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Il weekend inizierà ancora all'insegna del bel tempo, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto, sarà ampiamente soleggiato ovunque, con cielo al massimo poco nuvoloso. Locali addensamenti solamente al mattino, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature molto miti, minime comprese tra 1 e 4 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 11 e 17 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche in questo caso sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole. Il cielo si presenterà quasi del tutto sereno o al massimo poco nuvoloso, specie sui settori montuosi. Temperature minime tra 2 e 4 gradi. Massime molto gradevoli, oscillanti invece tra 13 e 17 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Condizioni di bel tempo stabile anche sulla nostra regione. Sarà infatti una giornata caratterizzata da un sole prevalente. La grafica ci mostra che il cielo sarà sereno praticamente su tutti i settori. Temperature minime comprese tra 2 e 3 gradi. Massime oscillanti invece tra 14 e 15 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.